Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Con la meditazione su questa espressione di Santa Elisabetta nella Visitazione si è conclusa la novena dell'alba al Santuario Mariano di Montallegro, Rapallo, in preparazione alla solennità patronale mariana. A chiudere la novena, con le riflessioni sulle beatitudini proposte dai vari sacerdoti, l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, che ha accompagnato come tradizione i giovani nel pellegrinaggio notturno da Rapallo al santuario a piedi. Fra loro una giovanissima pellegrina, Gaia, quasi 10 anni con la mamma. Non ti ha fatto paura svegliarti alle 2 di notte? C'è qualche desiderio per questa notte? Come te lo immagini questo pellegrinaggio? Bello. Quando si dice di generazione in generazione, ti accompagna tua mamma, che esperienza è per te in tutti questi anni il pellegrinaggio a Montallegro notturno? L'ultima notte, tutte le volte salire a piedi è sempre una bella emozione, ecco. Salire al buio, accompagnati dal silenzio. Lo facevi anche da piccola, suppongo. Sì, dal tempi della scuola, ecco. È bello condividerlo insieme a Gaia. C'è qualche intenzione particolare che muoverà il tuo cuore questa notte? Ma pensare alla famiglia, ecco, quindi al nostro stare insieme. Ed è anche bello condividerlo per la prima volta con tua figlia. Certo, è vero, è una bella emozione. Un po' l'abitudine, forse la risposta un po' più di prima mano, diciamo alle 3 di notte che mi viene in mente. No, però è anche un legame che sento un po' con Montallegro e con la voglia ogni anno di onorare e di ringraziare la Madonna che ci pensa e ci protegge, diciamo. Secondo me mi piace sempre almeno fare questa passeggiata, questa camminata, per me vuol dire questo. Fa sempre molto piacere, ci tengo sempre a pregare per i famiglie, le persone che soffrono, che sono da sole, che non possono venire a piedi di loro sponte, diciamo, fino lassù. Fabio, con quale desiderio del cuore ti metti in cammino questa notte? Ma col desiderio anzitutto di arrivare in cima, perché comunque è una bella camminata e comunque penso che arrivare su alla fine con tutti i giovani pregando la Madonna sia un bel momento questo qui per la nostra comunità, per tutti noi, anche per i giovani. Comunque un atto di affidamento alla Madonna non fa mai male, quindi.